Abbiamo lasciato lo Spicigelle, adesso invece parliamo di una tematica sociale molto importante, il disturbo da gioco d'azzardo, una piaga sociale vera e propria, coinvolge tantissime persone, forse più di quelle che possiamo immaginare, e persone che magari ci stanno anche vicine e che non penseremmo possano essere coinvolte in questa dipendenza. È una patologia vera e propria, ne abbiamo parlato più volte con esperti, con medici, abbiamo cercato di darvi anche delle strategie per poter aiutare le persone che vi sono vicine, delle quali siete a conoscenza che siano incappate in queste situazioni. Ma di questo si occupa come mission sociale da molto tempo, da più di 10 anni circa, anche Avviso Pubblico. Ha attuato delle campagne di sensibilizzazione importanti, si è attivato anche dal punto di vista istituzionale e politico, ha attuato delle collaborazioni, dei progetti per parlare di tutto questo, per capire cosa si fa sul territorio, quanto è importante anche coinvolgere le istituzioni del territorio, perché da soli non si va da nessuna parte e purtroppo questo è un problema che vede anche delle commissioni di altro genere. Nel sud a Bari se ne è parlato, parlando delle commissioni tra gioco d'azzardo e usura. Le persone hanno bisogno sempre più di soldi e vanno a sbattere la testa in situazioni molto rischiose e pericolose. Ecco che abbiamo con noi i nostri esperti. In questo caso ben arrivato Massimo Masetti, che è referente di Avviso Pubblico sul tema azzardo e non solo vice sindaco del comune di Casalecchio di Reno in Emilia Romagna, che sarebbe riduttivo perché ha tantissimi ruoli anche in ANCI, poi nel nazionale, e insomma ben arrivato qui con noi. Grazie, buona serata. Supportato da Marco De Pasquale, referente dell'Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico. Grazie anche a lei. Grazie, buona serata a tutte e a tutti. Allora approfitto che le ho dato la parola per i saluti per chiederle subito di spiegare ai nostri telespettatori che cos'è l'Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico. Sì, allora grazie intanto ancora dell'occasione. L'Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico ha come missione quella di monitorare tutto quello che avviene a livello legislativo, a livello di Parlamento, a livello anche di discussione pubblica, perché crediamo che il modo migliore per prendere delle scelte corrette sia quello di conoscere i temi. Quindi come Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico noi abbiamo focalizzato da alcuni anni, insomma lo ricordava anche lei all'inizio, l'attenzione sul tema del gioco d'azzardo e in particolare da questo punto di vista sulle leggi regionali, sui regolamenti comunali, sulle ordinanze sindacali e quindi su tutti questi strumenti per come si sono delineati nel corso di questi anni proprio per capire in che modo si può intervenire a tutela delle persone e della salute pubblica rispetto al tema del gioco d'azzardo, che è un tema come dire, che intreccia veramente in modo molto ampio la vita delle persone. Quindi da questo punto di vista il primo aspetto, il primo compito che noi cerchiamo di fornire agli enti locali che sono associati dentro Avviso Pubblico è quello proprio dell'informazione rispetto appunto a tutti gli strumenti normativi e legislativi e anche all'evoluzione della giurisprudenza, perché essendo un settore in cui ci sono come dire, tanti interessi anche di natura economica, quando vengono messi in campo dei regolamenti, dopo sicuramente si entrerà un po' più nel dettaglio anche su questo, ci possono essere anche dei ricorsi e quindi delle sentenze, dei TAR del Consiglio di Stato, e noi cerchiamo di tenere monitorati tutti questi passaggi in modo poi che possano essere compiute delle scelte appunto informate e consapevoli. Accanto alla parte diciamo di informazione poi abbiamo una parte consistente come Avviso Pubblico di sensibilizzazione e di prevenzione rispetto al tema del gioco d'azzardo patologico e a tutte le conseguenze diciamo che porta con sé, sia rispetto a coloro che soffrono del disturbo del gioco d'azzardo e anche rispetto ai familiari di delle persone, perché questo naturalmente incide e impatta notevolmente appunto sulla vita non solo del singolo ma diciamo di tutta la rete familiare, di comunità di persone che stanno attorno, anche con altre conseguenze. Veniva ricordato prima una delle conseguenze a livello
però di ordine pubblico senz'altro è quella legata al tema dell'usura. Quindi come Avviso Pubblico noi cerchiamo di tenere molto alta l'attenzione rispetto a questo proprio sul piano della sensibilizzazione e della prevenzione. Uno dei progetti che stiamo portando avanti, insomma, che anche in questi giorni arriva anche in Veneto, è quella della trappola dell'azzardo. L'abbiamo chiamato così, diciamo, in modo abbastanza emblematico. È un progetto che portiamo avanti come Avviso Pubblico assieme a Biper Banca ed è arrivato già alla sua seconda edizione. Quest'anno, per l'edizione che stiamo mettendo in campo, abbiamo deciso di organizzarla secondo alcune, le abbiamo definite doppie tappe. Perché le abbiamo chiamate doppie tappe? Perché cerchiamo di andare alla mattina a parlare della trappola dell'azzardo nelle scuole, quindi con gli studenti, con le studentesse e con il personale, con i docenti, con gli insegnanti, perché crediamo che la prevenzione inizia a partire, diciamo, da quando ancora si va a scuola, e questo è un punto fondamentale dell'approccio che abbiamo, per poi, e questa è, diciamo, la secondo pezzo del progetto, realizzando sul territorio degli incontri territoriali tematici rispetto al tema dell'azzardo, ogni volta con un focus differente, e da quest'anno, diciamo, cercando di accompagnare in questo percorso gli amministratori locali, ma anche gli ordini professionali, perché crediamo che sia importante fare rete rispetto a questi temi e mettere a disposizione una serie di conoscenze che noi abbiamo accumulato e che riportiamo poi anche sul nostro sito, metterle in rete appunto per fare in modo che siano il più possibile diffuse e divulgate. La tappa veneta di cui parlavo prima è quella a Verona, in cui il focus tematico è quello tra sport e azzardo, e anche questo, diciamo, è una Sport e azzardo, è un abbinamento azzardato? No, ha avuto anche delle declinazioni, l'abbiamo visto anche abbastanza recentemente, e i due settori, diciamo, è bene che trovino questo momento probabilmente di confronto. Ecco, insieme a questi incontri poi mettiamo a disposizione anche per chi partecipa anche dei vademecum, in questo caso declinati in particolare sul tema del gioco online, in modo che queste buone pratiche anche che cerchiamo di realizzare possano essere il più possibile conosciute. Questo è, diciamo, rivolto innanzitutto, mi viene da dire così, alla cittadinanza, ai decisori pubblici, gli amministratori locali, gli ordini professionali. Poi abbiamo anche un altro progetto di sensibilizzazione e di prevenzione che si chiama Se questo è un gioco, che realizziamo assieme alla Fondazione Adventum, e in questo caso l'obiettivo è quello di rivolgersi più direttamente ai giocatori d'azzardo e più direttamente a chi soffre di disturbo da gioco d'azzardo. Ecco, se questo è un gioco, è anche abbastanza, come dire, emblematico direttamente dal titolo, nel senso che la tesi fondamentale è che l'azzardo non è un gioco, e, diciamo, il portale in cui si compone appunto questo progetto ha come primo obiettivo anche qui quello di informare, cioè di fornire delle informazioni, ad esempio, rispetto alle probabilità di vincita. E su questo, insomma, basta andare su Google, banalmente digitare "se questo è un gioco", si ricavano delle informazioni davvero molto interessanti sulle probabilità di vincita, ma anche sui meccanismi che io credo siano abbastanza perversi da questo punto di vista, che sono insiti all'interno dei vari giochi e che tendono a trattenere, appunto, verrebbe da dire anche qui, a intrappolare chi gioca e chi sta. Ecco, le interrompo un attimo perché in modo che i nostri telespettatori possano comprendere meglio, perché poi alcuni magari andranno a vedere nel sito, per carità, altri invece ascoltano quello che lei sta raccontando, però poi passa il momento, passa la cosa.
E allora, come se fossero entrati nel sito, quali sono i meccanismi rischiosi in cui essere imbrigliati? Perché al di là dei numeri in sé per sé, delle cose, le persone non si rendono conto che una volta iniziato si rischia veramente una sorta di dipendenza proprio patologica, psicologica tremenda, e a prescindere dall'età, perché poi si va dai più giovani che possono anche giocare online col computer, col cellulare da casa mentre sono nella loro cameretta, a chi fisicamente si sposta, va nei locali. Qua vediamo anche delle immagini che ci fanno comprendere la trasversalità, insomma la pervasività di questo tipo di passione, tra virgolette, dipendenza, che poi è una malattia. Certo, sì, sì, sono diciamo meccanismi in sé per sé abbastanza complessi che però arrivano a un punto che in realtà è molto semplice, cioè quello di trattenere il più possibile, magari con impulsi visivi, magari con l'effetto sonoro, trattenere il più possibile e anche la velocità tra le varie giocate, quello di trattenere il più possibile il giocatore facendo in modo che si rimanga concentrati, proiettati sempre sul gioco senza alcuna interruzione, quindi diminuendo diciamo, la possibilità di interruzione. Per cui attraverso questi meccanismi, che sono meccanismi appunto dicevo complessi, studiati apposta per arrivare a questo fine, però con questo obiettivo molto preciso e con tutti diciamo, i mezzi che possono avere a disposizione, quindi appunto il mezzo visivo, i colori, l'impulso sonoro, e questo è esattamente studiato in questa direzione. Noi cerchiamo, come dire, un po' di smascherare, cioè di togliere quella patina che ci sta sopra e di smascherare questo, come ovviamente anche rispetto, lo dicevo prima, alle probabilità di vincita, facendo in modo che ci sia un'informazione che sia davvero più a 360 gradi, però il senso del meccanismo alla fine è proprio questo, quello di trattenere e di intrappolare all'interno dell'azzardo. Poi riportiamo anche una serie di testimonianze di chi, diciamo, questa esperienza l'ha vissuta, credo che sia anche, come dire, molto significativo da questo punto di vista, anche a livello empatico probabilmente, ecco, perché ci si può rispecchiare in questa situazione. Quindi ci sono anche persone che raccontano il loro percorso, la loro storia, questa è una cosa molto significativa. Dopo torniamo con lei, entreremo nel merito sempre di questi progetti. Volevo sentire anche invece per quanto riguarda Massimo Masetti, che è referente di Avviso Pubblico sul tema dell'azzardo, però lei ha anche dei ruoli istituzionali, il vice sindaco del comune di Casalecchio di Reno, perfetto, però lei è entrato nell'ANCI. Ci racconti anche questo percorso in cui si comprende che il ruolo che lei ha è dentro in parte alle istituzioni o le rappresentanze istituzionali. Ma sì, diciamo che nel tempo gli enti locali si sono resi conto del fatto che l'azzardo non è esclusivamente un gioco, ma porta con sé una serie di criticità di cui insomma, abbiamo già sentito alcune questioni, no? Quindi, e coinvolge un numero di persone molto più ampio rispetto al singolo giocatore. Chiaramente queste sono ripercussioni che sono sui territori, che incontrano tutti i giorni gli assessori e i sindaci dei comuni, perché diventano veri e propri casi sociali, e spesso e volentieri cioè, le persone che si rovinano, che diventano appunto patologiche, creano una serie di problematiche che vanno poi affrontate anche con l'aiuto dell'ente locale. Quindi questa sensibilità è cresciuta negli anni, e anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, quindi ANCI, ha strutturato sul territorio nazionale dei coordinamenti regionali e un coordinamento nazionale. Io ho l'onere e l'onore insomma, di guidare il coordinamento regionale dell'Emilia Romagna e di far parte anche del coordinamento nazionale. Io sono entrato in questa diciamo, situazione dell'azzardo proprio facendo l'assessore ai servizi sociali ed incontrando persone che si erano scontrate con l'azzardo a livello patologico, fino ad arrivare in alcuni casi al togliersi la vita. Insomma, andando ad approfondire si capisce che il meccanismo è veramente perverso.
veniva detto prima da Marco che c'è un tema di, diciamo, i giochi vengono studiati appositamente per creare quella che tecnicamente viene definita addiction, no? Cioè Sì, quindi la dipendenza. patologia, Mm. la dipendenza dal gioco. E, faccio un esempio per capirci, no? Noi oggi pensiamo alle scommesse sportive. Chi ha vissuto gli albori pensa alla schedina del Totocalcio, no? Quindi l'indovinare un risultato, vince uno, vince l'altro, pareggiano. Oggi scommettere su una partita significa scommettere in tempo reale, con le quote aggiornate in tempo reale, su 80 diversi eventi per ogni partita. Ah, mamma mia. Cioè io posso scommettere su quale sarà il primo tiratore di calcio d'angolo, su a chi sarà fischiato il primo fallo. 80 diverse tipologie di scommessa, le cui quote cambiano in tempo reale mentre io guardo la partita e posso scommettere in tempo reale. Cioè la Quindi persona voi in quel capite che momento questo lì, crea... cioè la persona sta guardando la partita, ma contestualmente è in questa pagina, diciamo, che lo aggiorna Esatto, e lo coinvolge, per cui esatto, continuerà a scommettere perché la partita va avanti, no? Quindi non è come... esatto. 80 Ah, diverse tipologie di scommessa. E giusto per darvi un numero, ce ne sono più di 4.200 in Italia di diverse tipologie di scommesse che io posso fare. mamma mia, Che è caspita. 4.226 per l'esattezza, diverse tipologie di scommessa. In tutti i Quindi campi questo? Come? In tutti i campi? In Sì, tutti gli sì, ambiti? sì, cioè, siamo arrivati a scommettere su partite virtuali che non si giocheranno realmente mai. Ma sta Sono algoritmi scherzando? che calcolano chi vince. No, 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 esistono gli sport virtuali. Cioè, non sono partite vere, sono partite simulate da intelligenze artificiali. Chi vince, vince. Io ho scommesso su una partita che non si giocherà mai. Assolutamente possibile questo oggi. Ma E quindi sì, ecco, ma questa cosa qui implica che le persone siano entrate in un meccanismo che le porta ad accedere anche a dei portali particolari, a tutto un sistema molto più sofisticato anche, e non è solo il semplice gioco, oppure, sì, non voglio banalizzarlo, però insomma... Io parto sempre da questo assunto, no? In Italia il gioco d'azzardo è illegale. Cioè il codice penale dice che il gioco d'azzardo in Italia è illegale. C'è una postilla che dice fatte salve le deroghe autorizzate dallo Stato. Okay? Se andiamo a sommare le deroghe, penso che siamo a oltre 5.000 differenti tipologie tra scommesse, vinci e altri lotto, superenalotto, superiamo le 5.000 differenti tipologie di gioco d'azzardo, insomma, no? Quindi forse le deroghe sono un po' andate oltre quello che doveva essere inizialmente, perché prima erano i casinò e il gioco del lotto, Certo. lì si fermavano. Dopodiché ci siamo allargati e siamo arrivati oggi io vi do il dato del 2023, che non fornito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si aggira attorno ai 150 miliardi giocati in Italia in azzardo. Per darvi un metro di paragone, il Fondo Sanitario Nazionale, cioè tutta la spesa sanitaria d'Italia, si ferma a 128 miliardi. Okay? Quindi 150 in azzardo, 128 in sanità, 52 in istruzione, per darvi un'idea. E questo ci colloca, diciamo, primi in Europa, e se facciamo cioè se parametriamo il giocato allo stipendio medio, ci porta anche ad essere primi nel mondo. Addirittura. Quindi, allora, sì, assolutamente. Ecco, no, Non per valore assoluto, ma se andiamo a parametrarli. No, ma io l'ho interrotta bruscamente perché è un tema molto interessante, ma io ho la pubblicità che incombe, per cui vorrei che riprendessimo proprio il filo del discorso tra pochi secondi. Restate con noi perché arriviamo anche a dei numeri, insomma, spaventosi, ed è importante per capire anche le dimensioni di questo fenomeno che se ci fa primeggiare in Europa non è che sia una cosa così di cui esserne particolarmente orgogliosi e fieri. A tra pochi secondi, restate con noi, canale 19, vi aspetto.